Partiranno lunedì 15 febbraio i vaccini sui 108.000 ultraottantenni della regione. Da mercoledì le prenotazioni in farmacia al cupo tramite call center per 15.000 soggetti fragili, somministrazioni a domicilio. Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, quasi totale l'adesione a Pordenone, tensione tra ATAP e sindacati. Tra un mese potrebbe scattare un nuovo stop di 8 ore. Tolmezzo chiama, l'Agenzia delle Entrate risponde, stiamo individuando azioni per contrastare il fenomeno. È quello dei furbetti del cashback che fanno micro rifornimenti di carburante per incassare il super premio. Pronti a sostenere Draghi solo se i nostri temi restano al centro, reddito di cittadinanza, innovazione, ambiente. Queste le condizioni dei 5 Stelle nelle parole del deputato Luca Sud. Sono attesi in serata i risultati degli accertamenti su Pereira, problema muscolare per il centrocampista argentino che potrebbe subire un lungo stop. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Sono 108.000 gli ultraottantenni del Friuli Venezia Giulia, loro è dedicata la fase 2 della campagna vaccinale, prime somministrazioni lunedì prossimo. Saranno aperte mercoledì le agende vaccinali per i 108.000 over 80 del Friuli Venezia Giulia e lunedì verranno fatte le prime inoculazioni. Lo hanno comunicato il presidente della regione Massimiliano Federica con il vice Riccardo Riccardi. La prenotazione sarà fatta tramite i CUP, le farmacie e il call center regionale, come la prenotazione di una qualsiasi visita specialistica. Non si potrà fare dal medico di medicina generale e potranno farla solamente i nati fino al 1941 compreso. 15.000 persone non autosufficienti saranno contattati dalle aziende sanitarie, mentre le altre 93.000 dovranno farlo in maniera autonoma. L'obiettivo è di arrivare a vaccinare 63.000 persone più le 15.000 non autosufficienti entro il 25 aprile. Il secondo appuntamento sarà dato contestualmente alla prima inoculazione. Le sedi saranno circa una trentina, in quanto saranno attivati anche i distretti. A livello di personale sono arrivati da Roma 50 operatori sui 100 richiesti e dei 300 necessari. La prima fase invece nel personale sanitario e delle case di riposo si concluderà il 19 marzo. L'adesione nelle residenze per anziani è stata dell'85% e sulle 48.000 persone previste, contando anche il personale sanitario, si è arrivati quota 43.000 prenotazioni. Per quanto riguarda gli under 55 per i quali sono in arrivo i vaccini AstraZeneca, al momento indicati solo per quella fascia d'età perché non testati sui più anziani, ma in futuro le cose potrebbero sbloccarsi, la Regione è in attesa di chiarimenti da parte della gestione commissariale. In questo senso si partirà dalle forze dell'ordine e poi dagli insegnanti. L'obiettivo è di farlo addirittura nelle sedi di lavoro. Resta poi da chiarire i servizi essenziali che dovranno essere indicati a livello nazionale. Con lo sblocco di altri vaccini come il Johnson & Johnson, che non richiede seconda inoculazione e la conservazione a meno 80 gradi, sarà tutto più semplice e l'auspicio è il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale. D'estate, ha confermato Massimiliano Federica, la campagna proseguirà in maniera massiccia. Entro febbraio arriveranno 40.950 dosi Pfizer, 14.200 Moderna e 25.100 AstraZeneca, che richiede sempre 2 inoculazioni, ma a distanza di 10 settimane, quindi con agende molto diverse. Questo anche per programmare l'attività, tenendo una scorta di vaccini per poter fare la seconda dose nel caso in cui ci siano ritardi nelle consegne. E le farmacie sono pronte a raccogliere le prenotazioni. Siamo andati a Tavagnacco. Da mercoledì gli ultraottantenni potranno prenotare la vaccinazione anti-Covid anche nelle farmacie comunali di Tavagnacco. E noi, essendo anche centro CUP, possiamo fare la prenotazione per le persone ultraottantenni e quindi poter dare loro questa disponibilità del vaccino, della prima vaccinazione. Ecco, per quanto riguarda la possibilità di vaccinarsi anche all'interno delle farmacie. In presenza di un medico me lo auguro e apriamo anche a questa possibilità. Prima possibile, seguendo tutti i vari protocolli, volentieri con un medico che segue il paziente dalla vaccinazione al momento dopo. La farmacia comunale non ha scopo di lucro, quindi è dedita alla popolazione. Quindi qualsiasi servizio per la popolazione lo diamo. Ecco, per quanto riguarda invece i test, in farmacia voi avete a disposizione soltanto
una prova che può dirti se effettivamente sei stato a contatto con appunto il Covid. Sì, abbiamo in vendita il test sierologico. È un test che il paziente può fare a casa come un esame della glicemia e quindi rileva se ha stimolato gli anticorpi per la malattia, per il virus. Le prenotazioni per quanto riguarda il vaccino agli ultra ottantenni non potranno essere fatte dai medici di medicina generale. È stato sottolineato questo oggi a Trieste dal vicepresidente Riccardi. Medici di medicina generale che sono pronti a fare la propria parte nella terza fase, quella che riguarderà gli under 55. I medici di base non saranno direttamente impegnati nelle somministrazioni o prenotazioni dei vaccini agli over 80 presi in carico dalle aziende sanitarie, ma già si preparano ad affrontare la terza fase del piano vaccinale, quello che riguarda gli under 55 non affetti da particolari patologie ai quali è riservato il vaccino AstraZeneca. Tutte le persone dai 18 ai 55 anni verranno vaccinate con il vaccino AstraZeneca e verranno vaccinate dal proprio medico di famiglia. I tempi restano ancora da definire, mentre chi deve convivere con patologie importanti, a qualsiasi età, sarà vaccinato nei distretti sanitari. Le persone cosiddette fragili, cioè quelle che sono affette da malattie croniche tipo diabete, cardiopatia ischemica, cardiopatie in genere oppure tumori, sono considerate persone fragili. A queste persone saranno riservate le vaccinazioni con il vaccino Pfizer-Moderna e saranno inoculate da persone dell'azienda sanitaria. Servirà una grande quantità di vaccini, insomma, che la Regione sta facendo il possibile per recuperare, come sottolinea Lucchini, il quale auspica anche l'arrivo in Italia di fiale di altri produttori. Se i vaccini sono pochi, è importante allargare la possibilità. Per esempio, il vaccino Johnson & Johnson è molto efficace e necessita di una sola inoculazione. So per certo che ci sono trattative in corso anche per acquistare il vaccino russo. 15 oggi le persone decedute con Covid in Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiungono altre 19 morti pregresse. Su 1180 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 106 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,72%. Su 392 test rapidi realizzati invece sono stati rilevati 26 casi, il 6,63%. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 63, mentre quelli in altri reparti sono 527. Ed è stato inaugurato a Trieste il nuovo pronto soccorso del Burlo Garofalo, semplificati gli accessi con la divisione tra casi Covid positivi e negativi. Un nuovo ingresso per i pedoni e per le ambulanze, il raddoppio dei posti letto passati da 4 a 7, di cui 3 in isolamento, e accessi separati tra Covid o sospetti Covid e utenti senza patologie. Il Burlo Garofalo ha un nuovo pronto soccorso e una nuova terapia d'urgenza, più funzionale ed efficiente. Un intervento da 450.000 euro finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il servizio sarà migliore e più sicuro, come abbiamo ascoltato. Il Burlo ha diverse tappe da fare. Con l'acquisizione del nuovo padiglione che sta qui a fianco sarà possibile avere un'organizzazione più adeguata, maggiori ambulatori, quindi miglioreremo i servizi che saranno già migliorati con maggiore sicurezza, con tutte le postazioni hobby, quindi l'osservazione intensiva breve che abbiamo visto, e quindi sicuramente è un risultato importante che salutiamo con grande soddisfazione, guardando ai traguardi futuri, perché dobbiamo procedere rispetto agli altri obiettivi, che sono la nuova soluzione in attesa del completamento definitivo del cantiere di Catinara. Sono stati circa 25.000 gli accessi al pronto soccorso nel 2019, ridotti del 60% nella prima fase della pandemia e poi diminuiti del 30%. Il Burlo, inoltre, al completamento del cantiere di Catinara, dovrebbe trasferirsi nella nuova sede pur mantenendo via dell'Istria e i nuovi spazi dell'ex opera di San Giuseppe, poco distanti dall'attuale location. Siamo alla pagina politica, una scelta collegiale, quella della Lega di appoggiare il lavoro di Mario Draghi, e già non mancano le stoccate al Partito Democratico anche a livello regionale. PD che naturalmente replica. Sentiamo.
Il segretario della Lega è sempre stato in linea con il movimento in linea con il segretario della Lega. Abbiamo fatto una riflessione insieme sulle opportunità che possiamo dare al Paese, non l'interesse del partito, perché se avessimo guardato soltanto l'interesse del partito magari era utile fare le scelte di fare un'opposizione a prescindere. Penso che in questo momento imprese, cittadini, lavoratori chiedano risposte, non solo propaganda. Quanto realmente abbiano pesato i governatori del Nord e il braccio destro di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, per spostare la Lega verso l'appoggio al governo in fase di costruzione di Mario Draghi, è ancora presto per capirlo. Di certo il carroccio è passato da no euro ad appoggiare chi l'euro lo ha salvato. Ma io vedo più che altro una coerenza che abbiamo sempre avuto. Abbiamo sempre detto che dobbiamo cambiare questa Europa e le risposte che questa Europa ha dato ai vari stati nazionali e ai cittadini dell'Europa. Penso che Mario Draghi con l'autorevolezza possa andare in questa direzione, non a caso è stato quello che, voglio dire, ha cambiato radicalmente la risposta economica quando era governatore della Banca Centrale Europea, rispetto a scelte pregresse che invece la Banca Centrale Europea aveva fatto di estremo rigore, invece ha dato un'ottica di sviluppo, e questo ci fa ben sperare nel presidente Draghi. Dall'altro lato io vedo molta più incoerenza in chi diceva non fino a qualche anno fa, non fino a qualche mese fa, ma fino a qualche ora fa, o Conte o il voto. A replicare è il segretario del Partito Democratico Cristiano Sciauli. Un grande presidente come Mattarella ha detto ciò che serve al paese, ai cittadini e a un'intera classe politica. Ha spiegato che ora l'Italia non può permettersi elezioni anticipate. Sono soddisfatto che questo l'abbia capito anche chi gridava al voto fino a una settimana fa. Sono soddisfatto che si riconosca a Mario Draghi l'autorevolezza per un compito così difficile. Disquisizioni sulla provenienza socialista di Draghi sono fin troppo sprecate. È chiaro e certo invece che Draghi sia un europeista convinto che ha lottato con coraggio per l'euro e per l'Europa meno austera e più attenta alle fasce deboli, ha concluso il segretario Dem. Domani nuovo giro di consultazioni per quanto riguarda la nascita del nuovo governo. A chiudere la giornata sarà il Movimento 5 Stelle, che si dice pronto a sostenere Draghi a patto che restino centrali temi come reddito di cittadinanza, innovazione, ambiente, come spiega il deputato friulano Luca Sut. Sentiamolo. Parallelamente alle consultazioni per il nuovo governo, noi capigruppo di commissione siamo costantemente in riunione per confrontarci sui temi e su tanti aspetti da valutare in questa delicata fase politica. Abbiamo deciso di valutare seriamente e nel merito la possibilità di far nascere un nuovo governo che sia politico e non tecnico e che sappia traghettare con saggezza il Paese attraverso un'emergenza sanitaria da cui non siamo ancora fuori. E lo facciamo in assenza di logiche del consenso, a dimostrazione del fatto che chi ci accusava di rincorrere il favore degli elettori evidentemente si sbagliava. Al netto di questo occorre adesso verificare se ci sono le condizioni per entrare in un nuovo esecutivo. Per quanto ci riguarda le condizioni sono dettate dalla convergenza sui temi. Se il nuovo governo difenderà il reddito di cittadinanza, proseguirà le battaglie ambientaliste per la transizione ecologica e per quelle dell'innovazione nell'industria, se parlerà di banca pubblica per gli investimenti, se saprà guardare all'interesse di tutti da un punto di vista solidale, allora avrà il via libera del Movimento 5 Stelle. Solo in questo caso noi ci saremo, con la responsabilità e la lealtà di sempre che ci renderà vigili controllori di un giusto impiego delle risorse del Recovery Plan. Un'ultima parola, permettetemi, sulla figura di Giuseppe Conte, che non finiremo mai di ringraziare per la guida autorevole che ci ha dato in questi 2 anni e mezzo. E a proposito di temi cari ai 5 Stelle, in Friuli Venezia Giulia 26 navigator sono a rischio reddito di cittadinanza. Sembra un assurdo, ma tra 3 mesi scadrà il contratto di assunzione previsto per queste figure, introdotte parallelamente al sussidio di cittadinanza durante il primo governo Conte, al fine di orientare i beneficiari verso un reinserimento nel mondo del lavoro. Proprio per chiedere continuità occupazionale e valorizzare questo ruolo, CGIL e UIL hanno organizzato per domani una mobilitazione nazionale. I sindacati, spiegano in una nota, sottolineano l'utilità del compito svolto dai navigator fino ad oggi e la validità delle loro competenze messe al servizio dei disoccupati.
Partiti già sotto organico rispetto ai 46 previsti, ad oggi i 26 operatori attivi presso i centri per l'impiego sul territorio regionale hanno seguito circa 26.000 beneficiari del reddito di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia. L'attuale incertezza sul figuro di queste figure, dicono le sigle sindacali, rischia di interrompere un percorso che ha richiesto tempo e risorse, compromettendo i risultati raggiunti e danneggiando le persone coinvolte. La sera di 12 anni fa, dopo 17 anni vissuti in stato vegetativo, moriva alla quiete di Udine Luana Englaro, figlia di Beppino, che riuscì ad aprire in Italia un lungo dibattito legale e politico, in parte ancora incompiuto, sul tema del fine vita. La battaglia nei tribunali, condotta da Beppino Englaro, è durata circa 10 anni ed è iniziata con un appello rivolto all'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Il 9 luglio del 2008 la Corte d'Appello di Milano autorizzò la sospensione dell'alimentazione ad Eluana contro la battaglia di Beppino e la sentenza scesero in campo associazioni, comitati etici, politici. Nessun ospedale voleva accogliere Eluana per accompagnarla alla morte, fino a quando giunse nel capoluogo friulano. Udine fu l'unica città che seppe accogliere un padre ed una figlia in una fase tremenda della loro vita, ricorda oggi l'ex primo cittadino del capoluogo friulano, Furio Onsel, che per primo si spese per l'accoglienza di Eluana in città. Udine, prosegue l'attuale consigliere regionale di Open Sinistra FVG, seppe garantire loro il diritto alla giustizia e rendere esigibile il diritto al rifiuto delle cure quando queste sono degradanti, come sancisce la nostra Costituzione. Beppino Englaro è un eroe civile, conclude Onsel, l'uomo che ha aperto la strada alla legge 219 del 17 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Ed ora la cronaca, un camionista di 63 anni, cittadino polacco, è stato trovato senza vita questa mattina all'interno della cabina di guida del suo mezzo nell'area di servizio di Gonars Nord, lungo la A4, ed è ceduto per un malore che lo ha colpito durante un momento di riposo nella notte. A dare l'allarme è stato il benzinaio dell'area di servizio, sul posto i sanitari, la polizia stradale di Palmanova e i vigili del fuoco. Aggressione nella notte all'esterno del negozio yogurteria in via Bartolini a Udine. L'allarme antipanico del punto vendita è scattato attorno alle 22:30. Sul posto sono intervenute le guardie giurate del Corpo Vigili Notturni che hanno trovato a terra una persona con una lieve ferita alla testa e in stato confusionale. Dopo poco sono arrivati un'ambulanza, polizia e carabinieri. Pare che la persona ferita sia stata aggredita da un uomo che poi ha fatto perdere le proprie tracce. L'aggressore avrebbe utilizzato una bomboletta spray. Le condizioni della persona rimasta ferita non sono gravi. La Guardia di Finanza di Treviso ha individuato 14 lavoratori in nero destinati ai vigneti della Marca. 6 di questi pakistani erano forniti da un'azienda agricola di Orsago, da una ditta in subappalto del Pordenonese. 14 lavoratori agricoli che venivano impiegati nelle potature dei vigneti del Trevigiano in nero sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso. Le fiamme gialle, nel corso di 2 distinte operazioni, hanno portato alla luce le prestazioni irregolari. Nel primo caso, un'operazione della compagnia di Conegliano ha riguardato 6 lavoratori di nazionalità pakistana intenti a prestare la propria opera di potatori completamente in nero in un vigneto di un'azienda agricola di Orsago. I lavoratori erano forniti in appalto da un'ulteriore ditta operante in provincia di Pordenone e gestita da stranieri. Durante i controlli è stato accertato che nei confronti dei 6 lavoratori extracomunitari non era stata inoltrata alcuna comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore di lavoro, in violazione della specifica normativa in materia di impiego. Il secondo intervento, concluso dalle fiamme gialle di Vittorio Veneto, dopo un controllo alla barriera autostradale della 28 di Cordignano, di un veicolo commerciale, ha portato alla luce altri 8 lavoratori in nero di una ditta di Casier. Le 2 ditte, di Pordenone e Casier, pertanto, oltre a vedersi contestate le sanzioni pecuniarie e amministrative per un importo che va da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro per ciascun lavoratore, sono state segnalate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell'attività, prevista nei casi in cui la manodopera impiegata in nero sia pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Infortunio sul lavoro in tarda mattinata in una ditta di Coseano. Un operaio di 69 anni di Mereto di Tomba è caduto nei locali della mensa ed ha riportato una lesione all'anca. Soccorso dai colleghi e dal personale medico, è stato portato per accertamenti all'ospedale di San Daniele. 3 migranti, tutti cittadini iracheni, maggiorenni, sono stati trovati all'interno del cassone di un camion durante lo scarico della merce alla Caligaris 2 di San Giovanni al Natisone. Hanno violato il sigillo e si sono nascosti per entrare illegalmente in Italia. Sono stati portati all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Il camionista, di rientro dall'estero, era ignaro della loro presenza nel mezzo pesante. La ditta ha subito chiamato i carabinieri per gli accertamenti del caso. Per 12 anni è riuscito a sfuggire alla giustizia, alla fine però è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Basovizza, che lo hanno sottoposto a controlli a bordo di un autobus di linea. Si tratta di un trentenne rumeno che doveva scontare ancora 20 giorni di carcere per reati che aveva commesso quando era minorenne. Almeno 7 gli alias utilizzati che gli hanno consentito di evitare la prigione, almeno fino ad ora. E nel pomeriggio di ieri a Udine i carabinieri hanno arrestato una donna di 49 anni e un uomo di 47 conviventi residenti a Udine con precedenti di polizia. La coppia era stata segnalata all'osteria al Caminetto in via Laipacco a Udine in condizioni psicofisiche alterate per l'assunzione di alcolici. 2 hanno cominciato a molestare la titolare e gli avventori quando sono arrivati i militari dell'Arma. La coppia si è scagliata contro i carabinieri colpendoli con calci e pugni. Un militare ha riportato lievi lesioni, dovranno rispondere di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di rifiuto a fornire le proprie generalità. Ed ora ci occupiamo dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. È quasi totale l'adesione nelle linee urbane a Pordenone ed è tensione tra ATAP e sindacati. È stata altissima l'adesione allo sciopero del trasporto pubblico oggi a Pordenone. Lo stop di 4 ore, indetto dalle sigle sindacali del settore, ha visto incrociare le braccia il 90,5% del personale sulle linee urbane. Su 21 dipendenti, 19 si sono fermati in mattinata. Un numero che sale al 100% se riferito al personale ATAP, con 2 dipendenti della STI in servizio. Minore ma alta l'adesione nell'extraurbano, con 50 dipendenti su 87 fermi. Così in tanti sono rimasti a piedi nell'area cittadina, ma non sono stati creati particolari disagi all'utenza, anche perché sono state garantite le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa per il CRO di Aviano. Lo sciopero è stato proclamato a livello nazionale con adesione delle segreterie territoriali di FILT CGIL, FIT CISL e FAISA CISAL, le quali già da tempo stanno portando avanti un braccio di ferro con ATAP, che nemmeno un incontro in prefettura è riuscito a sanare. Le sigle sindacali chiedono all'azienda pordenonese più attenzione su tempi di percorrenza, turni di lavoro, coincidenze e mancanza di servizi igienici, tutti temi sui quali non si è trovato un accordo. Per questo le 3 sigle sindacali sono pronte a un ulteriore step se la situazione dovesse restare immutata. Indire, nel giro di un mese, un ulteriore sciopero di 8 ore che potrebbe riguardare solo il pordenonese. ATAP, dal proprio canto, preferisce non commentare, in attesa di sviluppi. Anche l'Agenzia delle Entrate scende in campo contro i furbetti del cashback che operano negli impianti di rifornimento di carburante. Un caso segnalato da Tolmezzo attraverso Telefriuli è diventato nazionale. Da Tolmezzo le ultime segnalazioni riguardano operazioni da 90 centesimi ripetute più volte durante le ore di chiusura degli impianti. Per far figurare di aver raccolto un maggior numero di transazioni e quindi accrescere le possibilità di incassare il super premio semestrale, i furbetti utilizzano i distributori per fare tanti micro rifornimenti. Mentre segnalazioni di questo tipo si stanno moltiplicando in tutta Italia, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una lettera che è stata inviata nei giorni scorsi dal presidente nazionale della Figis Confcommercio, il friulano Bruno Bearzi, che proprio a Telefriuli aveva segnalato la situazione. Siamo a conoscenza della problematica e si stanno individuando le opportune azioni per impedire il fenomeno. Questa è la risposta dell'Agenzia delle Entrate. C'è da augurarsi, commenta dal canto suo Bearzi, che una soluzione si trovi al più presto. Sarebbe sufficiente vietare le operazioni ripetute in un breve lasso di tempo. Vedremo che cosa verrà deciso a Roma.
Come è andato il weekend in giallo in centro a Udine? Ce lo racconta l'assessore Ciani. A Udine fine settimana in giallo all'insegna di manifestazioni di protesta sulla pubblica piazza che hanno richiesto un grande dispiegamento di forze dell'ordine. Diversi controlli anche da parte della polizia locale che ha riscontrato poche irregolarità. Per quanto riguarda le manifestazioni non hanno avuto un grandissimo successo, quindi i numeri sono stati limitati. Per quanto riguarda invece l'accesso e l'afflusso di persone al centro storico, effettivamente sì, c'era molta gente. Sì, soprattutto molto giovani. C'erano tanti ragazzi, ma penso insomma, che sia anche comprensibile. Sicuramente però ecco, era un afflusso molto più limitato rispetto a quelle 2 settimane che hanno preceduto il periodo natalizio. Chiedo ai nostri cittadini un atteggiamento rispettoso, il rispetto delle regole, perché solo così ecco, si può contemperare il legittimo desiderio da parte delle persone di uscire, di frequentare i bar, i ristoranti, i negozi, con ovviamente il rispetto delle regole. Se la situazione continuerà ad essere sotto controllo non adotteremo provvedimenti restrittivi e io mi auguro che si vada in questa direzione. Controlli e sanzioni? Ma i controlli come sempre sono stati molto numerosi. Nella scorsa settimana come sempre decine, centinaia di attività e di persone controllate, solo 2 sono state le sanzioni a persone che non hanno rispettato le regole previste dall'ultimo DPCM. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, pubblici esercizi, non ci sono state sanzioni da parte della Polizia Locale. Prima di chiudere lo sport c'è attesa per l'esito degli esami su Roberto Pereira, visite programmate per domani pomeriggio. Il centrocampista è uscito ieri per un problema muscolare, Gotti teme uno stop lungo. Tutti i dettagli tra pochissimo in Sport FVG, spazio anche ai mondiali di Cortina, subito un rinvio e il Sappadino Buzzi che dunque sarà in gara giovedì anziché domani. Grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.